con Marco Zanfi. Allora Marco, tutto il primo tempo hai parlato di tutto e di più, e poi cosa è successo nel secondo tempo? La nostra partita è stata più o meno entrambi i tempi così, quindi abbiamo subito molto, troppo, però siamo ancora in fase di rodaggio, siamo una squadra nuova, dobbiamo ancora prendere il ritmo, è normalissimo. Ovvio un po' di rammarico perché siamo riusciti a portarla fino in fondo alla gara. Peccato l'ultimo gol lì ai 20 secondi dalla fine che ci ha chiuso le porte in faccia, ma ci abbiamo creduto e secondo me è un buon passo avanti per iniziare a impostare quella sarà la nostra stagione. Com'è questo roller da affrontare, Marco? Beh, il roller rispetto agli anni scorsi si è un po' rivoluzionato, più giovane, facce nuove, però sempre un buon roller, sempre un buon roller. Obiettivo stagionale per Marco Zanfi? Per Marco Zanfi e per il Montecchio è quello di fare il meglio possibile e se possibile riuscire ad arrivare lì in alto in classifica. Dopo quest'anno la 2 è veramente, veramente dura perché abbiamo tante squadre sono rinforzate, però noi ce la metteremo tutta. Quindi... Grazie mille a Marco Zanfi. Grazie a te.